benvenuti al Vigorantino. E stiamo per iniziare con un'importantissima selezione di Miss Italia. Prima però ci terrei a ringraziare chi ha reso possibile questa selezione e questa serata. Primo su tutti appunto il ristorante Al Vigorantino. Abbiamo Rocchetta, che tutti conoscete, l'acqua della bellezza, poi Miluna, lo sponsor dei gioielli che crea la corona di Miss Italia, abbiamo Equilibra, Lotto Sport, Alpitura appunto, Blanks, Dermal Institute, Tricologica, Interflora, Josep Ribco, Keira e Romeur. Grazie a questi sponsor che affiancano il concorso di Miss Italia. Un applauso anche per gli sponsor. Questa sera verranno premiate 5 ragazze oltre a Miss Al Vigorantino. Inizio subito con un saluto che arriva dalla patron del concorso, Patrizia Mirigliani, con cui siamo sempre in contatto. Lei dice: care amiche, cari amici e care ragazze concorrenti, grazie per essere qui con noi. Miss Italia, come diceva mio padre Enzo, è un bellissimo gioco, ma è anche qualcosa in più. È un sogno, un bel sogno che può avverarsi, ed allora viviamolo insieme questo sogno che si rinnova sempre. Evviva Miss Italia, evviva la bellezza che cambia. Un applauso, perché queste parole sono vere, arrivano dirette al cuore, perché lei proprio ci tiene molto al suo concorso, è sempre presente con noi, anche proprio a partire dalle selezioni regionali. Bene, io a questo punto invito la giuria ad avvicinarsi al tavolo per iniziare le votazioni. Come funziona la votazione. Le ragazze si presenteranno a voi adesso con il loro abito da sera e i giurati daranno un primo voto alle ragazze. Successivamente si presenteranno con il body ufficiale di Miss Italia e verrà data la votazione definitiva. Poi ovviamente verranno fatti i conteggi e si eleggeranno le 6 ragazze vincitrici. Non mi dilungo più, quindi io vorrei presentarvi subito la concorrente numero 1. Lei si chiama Sara Zorzi. Sara, ho 19 anni e faccio la parrucchiera. Grazie Sara, passerella per te. Ti puoi accomodare di nuovo in camerino, grazie mille. E quindi proseguiamo con la concorrente numero 2. Ciao, dici chi sei? Buonasera, sono Giuliana, ho 20 anni, vengo da Lignati per farci l'estetista. Grazie mille Giuliana, anche per te una passerella.
dottoressa di giurisprudenza. Grazie mille Sara, passerella. Da Verona. Nella vita studio infermieristica all'Università di Verona. Grazie mille, passerella. Grazie Angelica, grazie mille. E si presenta quindi a voi la concorrente numero 5. Buonasera a tutti, sono Alice, ho 21 anni e studio Scienze e Tecnologie Animali all'Università di Padova. Grazie mille Alice, passerà anche per te. Alice. E quindi andiamo a conoscere insieme la concorrente numero 6. Ciao, buonasera. Buonasera, io sono Federica, vengo da Susana, ho 19 anni e attualmente sto facendo la maturità. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie anche a Federica. Mettiamo qui vicino a me la concorrente numero 7. Buonasera a tutti, sono Jessica, ho 22 anni, vengo da Padova e la vita sono estetica. Grazie molto Jessica, passerella.
Aurora, ho 18 anni e abito ad Arena di Roma. Quindi faccio lo studio universitario. Grazie mille, passerella. Grazie Aurora. E quindi dopo la numero 9 conosciamo insieme la concorrente numero 10. Buonasera a tutti, mi chiamo Elisa e ho 21 anni. Vengo da Verona e sono organizzatrice di eventi e designer di allestimenti. Grazie Elisa, passerella anche per te. Grazie anche ad Elisa. E quindi si presenta a voi la concorrente numero 11. Buonasera. Buonasera a tutti, mi chiamo Giorgia, vengo da Padova, dove la vita studio giurisprudenza. Grazie Giorgia, una passerella anche per te. Grazie Giorgia e conosciamo quindi la concorrente numero 12. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti, sono Giada Torre, studio all'Università di Padova, Scienze e Tecnologie di Analisi. Grazie mille, una passerella. Molte grazie Giada. E quindi chiude il gruppo la concorrente numero 13. Buonasera a tutti, sono Carlotta, ho 20 anni e studio psicologia clinica. Grazie Carlotta, anche per te una passerella.
presentare i componenti della giuria. Abbiamo Giovanni Baretta dell'Autoscuola Quattro Ruote di Padova. Buonasera Giovanni, grazie. Alice Schiavo di Spazio Estetica di Vigo d'Arpere. Buonasera Alice. Poi abbiamo Alice Marchiori che è titolare di Arte di Abitare, agenzia immobiliare di Vigo d'Arpere. Buonasera anche ad Alice. Poi abbiamo il sindaco Adolfo Zordan. Buonasera signor sindaco. Segue Federica Nardo, avvocato con studio a Cadoneghe. Buonasera Federica. Poi abbiamo Andrea Pelosin dell'ottica Pelosin. E abbiamo anche Katia Covo di Zarpar Viaggi di Cadoneghe, scusatemi,